previsioni meteo erano più preoccupanti, invece... No, c'è una bella giornata, oggi sta uscendo il sole, quindi è fresca, questo sì, è iniziato un po' il freddino, stamattina erano 5 gradi, però si sta bene. Bravo. No, si sta benissimo, a tal modo abbiamo tutti i maglioni, sciarpe, cappelli, tutti i capispalla, piumini, cappotti, pellicciotti, e veramente a piccoli prezzi, quindi veniteci a trovare, fate un giro, provate, e noi siamo sempre qua e vi aspettiamo. Vi auguriamo una buona giornata. Domenica forse Lemenato, vieni anche tu? Buongiorno, valuteremo la cosa, finché non è troppo freddo si potrebbe anche fare, cari amici, se non siamo a lavorare, perché adesso la domenica siamo a Camisano Vicentino, che ci tocca lavorare tutte le domeniche dell'anno. Va bene. Perciò guarderò i tuoi video, Andrea, mostraci il fisico qui, il temperamento, no, e soprattutto che chissà che prenda piede questa attività che tu porti a noi qui a Sottomarina. È proprio una bella iniziativa. E soprattutto fa solo che bene, cari amici. Siccome noi sappiamo che lei è un grande simpatizzante della Schlein, Sì. lei sa che il governo Meloni ha fatto un accordo con il premier dell'Albania di fare dei campi d'accoglienza lì che saranno sotto la giurisdizione italiana per cercare di regolare un po' l'afflusso di questi immigrati. Ovviamente questa cosa non coinvolge le donne incinte, i minori, eccetera, eccetera, o persone che hanno... però insomma quelli che insomma in qualche modo, per capire un po' se effettivamente hanno bisogno di asilo, invece insomma, Oppure riportarli indietro. però la Schlein, che è una sua grande amica, è molto contraria. Lei cosa ne pensa? Diciamo che essendo mia amica magari dovrei darle ragione, però se arrivano non va bene, se li portano su un campo profughi per non va bene, se non li accolgono non va bene. Mi dica lei come devono fare, perché quando c'era lei, se arrivavano andava bene, adesso non va più bene. Se lo faceva lei andava bene, però adesso non va più bene. Mi deve far capire cosa va bene, non va bene. Non può essere un giorno acqua, un giorno vino. O sempre vino, o sempre acqua. Al contrario, sono un po' contrario a tutte le sinistre io. Cioè, sarei più alla destra che più sulla sinistra. Poi vuole che le dico, ognuno le sue giusti nella vita. Va bene, quanto? Sì, che la palla per niente. Se siamo devo fare perché Dio casi mega in testa, no? Posso raccontarvi una barzelletta? Vai. La sapete quella dell'ambulante che non riusciva a venire al mercato? Si era addormentato. Buongiorno. Buongiorno a tutti i nostri amici di Chioggia. Giornata oggi sempre ideale per fare un giretto sempre a questo bellissimo mercato di Chioggia con sempre tante presenze di gente e vi aspettiamo sempre come tutti i giovedì sempre davanti ai Marinai d'Italia. E il sabato? E il sabato vi aspettiamo sempre a Piove di Sacco. Questo sabato qua colgo l'occasione per dirvi che il mercato sarà anche in concomitanza con la fiera di San Martino. Allora bisogna venire per forza. Sì, quindi vi aspettiamo anche sabato a Piove di Sacco. Grazie caro. Ciao a tutti. Guarda, mi metto qua in mezzo ai miei clienti, va bene? Ma quanto assortimento che È il più bel assortimento che puoi trovare. Poi le mie donne penso che danno anche soddisfazione a quello che stiamo dicendo. Il Natale eccezionale, cari. Come vedi, di tutto e di più per accontentare i clienti di Chioggia. Eccezionali. Guarda che roba. Ottimo, mi fa piacere. Spero che piacciono anche ai miei clienti. Stamattina abbiamo avuto soddisfazione. Dico la verità, abbiamo avuto soddisfazione, il tempo è bello, ci aiuta tanto e naturalmente è importante anche la nostra presenza continuativa. Grazie ancora, ciao, bacio mio.